Barberano Mossano, un terreno agricolo tra i colli iberici trasformato in discarica abusiva. La Guardia di Finanza di Vicenza, nell'ambito dei servizi di controllo economico sul territorio, ha portato a termine una operazione in materia di polizia ambientale. Gli uomini della tenenza di Noventa Vicentina hanno individuato un'area di circa 400 metri quadrati dove erano stati abbandonati rifiuti di vario genere come pneumatici, materiale plastico e ferroso, scarti di lavorazioni edilizie, vetri e vecchio mobilio. Il terreno, ubicato in una zona isolata, è accessibile solo attraverso una strada bianca lontano dalle principali vie di comunicazione. Le sterpaglie, che nel frattempo sono cresciute tra i rifiuti, indicava che quell'area al confine con il comune di Zovencedo era diventata una vera e propria discarica a cielo aperto frequentata da tempo. Il sindaco del comune, immediatamente allertato dai finanzieri, ha emesso un'ordinanza affinché il proprietario del fondo residente a Vicenza avvii a sue spese la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti e il ripristino della salubrità dei luoghi. Abbiamo prontamente emesso un'ordinanza sindacale notificata al proprietario con l'impegno e l'obbligo appunto di rimuovere questi rifiuti entro 30 giorni. Conto che il proprietario si stia attivando per fare ciò. Quello che mi preme dire ed insistere con i cittadini è quello di segnalare prontamente il ritrovamento di questi rifiuti e ovviamente non abbandonare più, perché è una pessima abitudine e sgradevole il fatto di abbandonare rifiuti nel territorio. Abbiamo una raccolta differenziata e un ecocentro che lavorano bene.